Bentrovati, appuntamento del mercoledì con il nostro spazio dedicato al mondo dello sport dalla vostra e nostra web tv www.venetoglobe.com. L'appuntamento è odierno e l'appuntamento è giornaliero per quanto riguarda questo nostro spazio. Trovate il tutto poi in modalità on demand su web.tv www.venetoglobe.com per rivedere tutti i nostri servizi, i nostri reportage, le nostre interviste. Cominciamo subito con la prima di notizia, che è quella che abbiamo riportato anche nei giorni scorsi. Purtroppo la Marca Trevigiana, ma in generale lo sport italiano ed internazionale, piange la scomparsa di Gilberto Benetton, industriale, uomo di sport, aveva 77 anni, vinse con Schumacher e con Kukoc per quanto riguarda automobilismo e pallacanestro all'inizio, poi trionfò anche nel volley e naturalmente con il rugby. Gli ultimi mesi, oltre alla malattia, sono stati segnati anche dalla tragedia del Ponte Morandi di Genova. I funerali si terranno venerdì alle ore 11. Da oggi, intanto, camera ardente privata al Cafoncello di Treviso. Sono ritornate le coppe, la Champions in particolar modo ha visto la Juventus in trasferta a Manchester contro lo United di Mourinho, dove ha vinto per 1-0 con un gol di Dybala. La Roma invece in casa con il CSKA di Mosca ha vinto per 3-0, ma quello che non piace a Roma sono stati questi incidenti tra le tifoserie, con 25 feriti che si sono fatti male, sono caduti nella metropolitana, e scontri come nel 2004 con un accoltellato da parte del CSKA. Oggi sarà la volta delle altre italiane, ovvero Barcellona-Inter e PSG, ovvero Paris Saint-Germain contro Napoli, e ricordo i due appuntamenti italiani. Per la Serie A, nona giornata del campionato, chiusa ieri con il posticipo tra Sampdoria e Sassuolo, finita 0-0, pareggio però giusto, tra l'altro anche una partita interessante e simpatica. In B, testa a testa con il Pescara al comando, con 18 punti, seguono Palermo e Verona a 14 al secondo posto. Cittadella, Padova, Venezia, Verona sono le nostre squadre, quelle naturalmente che riguardano il Veneto. Questo che vedete invece in foto è il nuovo tecnico che a Monza è arrivato, chiamato proprio da Berlusconi e da Galliani, ed è l'ex milanista Brocchi, che sostituisce il tecnico del Monza che ha pagato per le sconfitte fin qui avute dalla formazione milanese. E quindi inizia l'era di Brocchi, già iniziata quella di Berlusconi e di Galliani a Monza. Siamo sui nostri campionati perché parliamo del campionato di eccellenza. Nel girone B si è giocata l'8ª giornata e allora torniamo a parlare di Eclisse Carini Pivigina Nervesa, terminata 0-0. Sentiamo il tecnico Ambruoso, tecnico in seconda del Nervesa, ma domenica in panca perché Baldi squalificato. Eccolo. Con mister Ambruoso per la seconda volta ci ritroviamo dopo la vittoria in Coppa con la Luparense. Abbiamo questo pareggio strappato qui a Pieve di Soligo. Che partita è stata, mister? Abbiamo appena fatto i complimenti ai ragazzi, perché comunque era una partita che è finita in superiorità numerica e quindi fa pensare a una partita che poteva finire con la nostra vittoria, ma in realtà è stata una partita difficile perché loro sono assolutamente una buona squadra, sono veramente bravi perché hanno un gioco e quindi riuscire a tenere il campo così non è stato facile. Abbiamo speso molto, quindi in realtà i complimenti vanno fatti per la tenuta mentale, per l'idea di gioco che abbiamo cercato di avere per tutta la partita. L'inserimento di Verruschi dietro, questo nuovo arrivato in casa nervesa, direi che ha quadrato un po' il cerchio. Sì, sicuramente oggi ha fatto un'ottima prestazione, anche lì stiamo cercando di lavorare con gradualità e quindi inserirlo pian piano. Ha fatto i primi minuti la settimana scorsa e oggi 90 minuti, direi bene, anche assieme a Tono la Coppa Centrale ha fatto bene, non abbiamo rischiato quasi niente, quindi questa è una cosa assolutamente che ci dà forza, quindi bene anche col suo inserimento e bene comunque tutto il reparto difensivo. Ha detto lei, avete rischiato quasi niente, davanti invece a De Martin questa notte si sognerà un paio di gol che poteva fare. Sì, lo sentivo adesso in spogliatoio che
ripensava a quella giocata. In realtà ci sono stati, ecco, dicevamo con Mister Baldi che il primo quarto d'ora del secondo tempo probabilmente sarebbe stato legittimo segnare una rete, però calcio chiaramente bisogna buttarla dentro, segnando una rete probabilmente l'avremmo portata a casa. Le occasioni ci sono state, non solo quelle di De Martini, anche altre, e quindi sì, dispiace, però vanno fatti i complimenti anche agli avversari che comunque ci hanno messo sotto, quindi una bella partita, il pari ci può stare, peccato per qualche occasione che sì, nitida a inizio secondo tempo. È importante però per entrambe non uscire sconfitte, perché la situazione di classifica 7 e 5 punti, insomma. Certo, assolutamente, infatti per quello dico bravi ragazzi e bravi anche agli avversari, questa è veramente la sintesi sì, della gara. Mister, ritorna a fare il secondo? Sì, torno a fare il secondo, ci sarò ancora anche la settimana prossima, quindi se ci rincontriamo ben venga, se no sicuramente ecco, spero che insomma, la squadra continui su questa, su questa linea, quindi insomma, ci auguriamo di continuare così. Ambrosio quindi lo rivedremo ancora sulla panca in veste di primo allenatore, visto che deve scontare ancora una giornata di squalifica il tecnico Baldi del Nervesa. A proposito di allenatori, cambio di allenatore a Mansuet, lo saprete, lo abbiamo detto l'altro giorno, l'abbiamo detto proprio lunedì anticipando qualcosina perché da casa Porto Mansuet qualcosa era trapelato, insomma questi 7 gol subiti dalla formazione di Stefano Lombardi parevano e paiono un po' troppi al sottoscritto, anche per quanti infortunati tu possa avere. Qualcosa ha lavorato un po' storto in questo ultimo rapporto, in questo ultimo periodo nel rapporto tra Stefano Lombardi e la società. Non ci sono molti tecnici sulla piazza disponibili, Conte si è proprio accasato l'altro giorno, anche altri allenatori si sono seduti su varie panchine, rimarrebbe Andretta, infatti Stefano Andretta, il nome suo sta correndo un po' per affiancarlo a quello del Porto Mansuet. Vedremo, insomma Andretta è fermo dall'esperienza dello scorso anno all'Ia Piave. È saltata anche un'altra panchina, eccolo, anche lui, l'ex trevigiano Susic, l'ex parmense Susic, è saltato dalla panchina del Tombolo, insieme a lui se n'è andato anche il DS Pistone, quindi la situazione anche in questo caso, anche a Tombolo, non deve essere delle più allegre. Cambiamo sport, passiamo al basket, in A1 maschile, terza giornata con Venezia e Milano che cominciano ad andarsene, 6 punti in vetta, Trieste ha vinto la prima in casa contro Brescia, ci sono state ieri le coppe europee con il Venezia che era in Repubblica Ceca e ha vinto contro l'Opava per 90-72, coppe anche in A1 femminile dove oggi Schio sarà a Charleroi. E allora veniamo al basket di casa nostra con TVB e con questa sconfitta in casa al Palaverde domenica alle 12 contro la Fortitudo Bologna, 86-75 per la Fortitudo, una Fortitudo stellare che con Lönen, Rosselli e Fantinelli, poi infortunato, si hanno dato lezione di basket. Alviti nel finale ci ha provato a tenere in vita la formazione trevigiana con 2 bombe da 3, ma non è bastato. Lo sentiamo Alviti con Valentina Dalmas sotto la curva dei trevigiani. Eccola. Con Davide Alviti. Davide, oggi la Fortitudo forse è stata più cinica di voi. Sì, molto più cinica. Noi abbiamo sprecato tante occasioni. Non voglio dare la colpa al line out dei canestri oggi, ma hanno influito parecchio. E ora pensiamo subito, ne abbiamo un'altra mercoledì di partita, dopo un'altra ancora domenica, subito a domani e poi si resetta tutto come sempre e niente, ci si torna ad allenare. Davide, restiamo un attimo sulla partita, vi è mancata un po' di lucidità in campo e un po' di precisione nei tiri? Sì, è quello che dicevo prima, abbiamo peccato soprattutto fuori dall'arco, cercavamo tanto Tex stasera che era il punto, il nostro perno, ci ha dato tanta fiducia con scarichi, baby hook e via dicendo. Peccato per il risultato e ripeto, andiamo avanti. Sì, siamo solo alla terza di campionato, cosa vi aspetta nella prossima partita? Tanta energia come quella che abbiamo messo in campo oggi e dopo, ripeto, ne abbiamo un'altra domenica. Dobbiamo fare di tutto per portarle a casa perché sono fondamentali, soprattutto siamo fuori casa, quindi dobbiamo metterci il doppio dell'energia. Bocca al lupo. Crepi.
E fuori casa in effetti TVB già partita, questa sera gioca a Cagliari per continuare il campionato e bisogna riprendere naturalmente a vincere, bisogna riprendere la striscia positiva, quindi questa sera TVB a Cagliari. Per quanto riguarda il Ponzano Basket di Serie A2 femminile, domani replicheremo l'intervista a coach Sottana dopo la vittoria contro Varese che ha rinforzato la classifica delle trevigiane. Anche la Ruker San Vendemiano è una squadra che seguiamo, faremo il nostro streaming audio e video nella serata di sabato in collegamento con il Palasaccon per vedere all'opera nuovamente la Ruker che è andata a vincere a Dorzinuovi di Brescia 81-74 domenica scorsa. Per quanto riguarda la Serie C Silver diamo un'occhiata ai risultati delle trevigiane che vedono Abano battere Istrana 67-60, Ormelle batte Cittadella 80-72, Roncade batte Salzano 67-51 e Resana batte Mirano 67-63, ha riposato lo Spresiano. Parliamo di volley perché ieri pomeriggio alle 17 al Palaverde, qui vediamo la nazionale italiana, ma l'abbiamo pescata questa foto soltanto perché insomma sono 3 nella nazionale italiana i Pantere dell'Imoco e sono De Gennaro che vedete in primo piano, poi Silla e Danesi. Per quanto riguarda queste 3 non erano in campo ieri pomeriggio alle 17 al Palaverde, mancavano anche le altre nazionali che comunque stanno arrivando. Domani presentazione proprio alla sede della ditta Garbellotto alle 12:30, saluto delle 3 medagliate d'argento italiane, cioè ripeto Silla, Danesi e De Gennaro. Ieri l'amichevole per la cronaca contro Montecchio, formazione di Serie A2, è terminata 3-0, ma sempre per la cronaca la notizia più bella è quella che in campo si è rivista a giocare finalmente Robin de Cruyff, la nostra queen, la nostra regina, quindi in bocca al lupo per una prontissima guarigione per lei, totale guarigione, ormai ci siamo. Lasciamo il volley femminile in questo caso e passiamo al rugby maschile. Ad Agen in Challenge Cup il Benetton Rugby, tra l'altro in lutto per la morte appunto di Gilberto Benetton, ha perduto contro Grenoble, scusatemi, ha perduto ad Agen mettendosi un po' nei guai, diciamo così, perché avrebbe potuto risultare prima del proprio girone perché Grenoble ha fermato a sorpresa gli Harlequins. E allora andiamo a sentire che cosa ne pensa Giovanni Pettinelli, terza linea del Benetton sulla partita, ma con lui parliamo anche della prossima partita, quella che vede tornare il Pro 14 a Monigo sabato prossimo alle ore 16. Sentiamo. Siamo con Giovanni Pettinelli alla Ghirada per parlare di questa sconfitta, anche se è brutto. Com'è andata questa partita? Non bene. Amara sconfitta purtroppo contro Agen, partita molto combattuta e molto fisica come ci aspettava una squadra francese, partita che è iniziata bene subito da parte nostra con 12 punti segnati nel primo quarto d'ora che poi non si sono concretizzati in una vittoria purtroppo, complice la squadra avversaria che è rimontata soprattutto nella metà dell'inizio secondo tempo. Colpa nostra, soprattutto partita magari persa da parte nostra a causa di imprecisioni e di mancanza di dettagli fondamentali per questo livello e per vincere e portare a casa partite decisive anche per il girone. Partita decisiva, hai detto bene, c'è rammarico anche per il fatto che poi con concomitanza di risultati, vincendo sareste risultati primi. Saremo risultati primi, sì, certamente, è un obiettivo che ci eravamo posti a inizio stagione, ma nulla è perso, adesso bisognerà essere competitivi con le restanti partite di Champions che sono alla nostra portata, soprattutto per il futuro. Parliamo di Pettinelli, esordio. Esordio sì, molto contento, devo dire esordio che è arrivato tardi a causa di infortuni fisici che mi hanno un attimo rallentato nel percorso, però anche trovare la maglia da titolare è stato veramente un qualcosa che mi ha glorificato, che mi ha reso contento. Partita fisica, quindi partita difficile ma a cui ho trovato delle risposte positive ed è stato appunto un mio piacere giocare con i compagni che mi hanno supportato durante tutto il match e questo mi ha reso ancora più ottimista per il futuro, per la squadra.
Quindi cancelliamo l'esordio, adesso obiettivi personali, hai già parlato più o meno, insomma, continuare a giocare. Continuare a giocare, certo, soprattutto nella finestra adesso internazionale, dove molti giocatori fondamentali sono in nazionale, però la cosa fondamentale della nostra squadra è la profondità della rosa e vediamo di portare a casa risultati importanti con una certa continuità. Qualche minutaggio appunto da sfruttare in assenza di titolari o di assenza di nazionali. Sì, esatto, cercare di appunto aumentare il mio minutaggio sarebbe veramente una cosa che mi darebbe piacere, appunto per il tanto lavoro fatto e anche per l'aiutare il percorso della squadra durante tutto quest'anno. Parliamo della prossima gara, che anche qui non si scherza, ritorno alla Pro 14. Leinster, squadra che ha vinto l'anno scorso il campionato, squadra fortissima sia sotto un aspetto di organizzazione sia sotto un aspetto fisico. Hanno metà della squadra nazionale irlandese e quindi sarà una partita molto tosta, quasi una partita a scacchi, data la loro precisione nell'esecuzione e la loro cinicità. Però parlavamo di rammarico prima, di rabbia, immagino ce ne sia tanto negli spogliatoi in questa settimana, quindi scarichiamo lì. Tanta e va incanalata e gestita appunto per fare una prestazione maiuscola contro Leinster, cosa che siamo in grado di fare e faremo. Visto che hai fatto l'esordio, fai l'esordio anche chiamando i tifosi al Monigo? Certo, dovreste essere e sareste in tantissimi, me lo aspetto, per supportarci in questa nuova battaglia. E allora, benissimo, nuova battaglia contro Leicester, ore 16, sabato pomeriggio a Monigo per il Benetton Rugby che scende in campo. È tutto anche per oggi, io vi lascio qui, vi do l'appuntamento sempre per domani, sempre sulla nostra web tv www.venetoglobe.com, trovate il tutto in modalità on demand. A tutti voi, buona serata.